Mi gira la testa, ma mi chiedo, vanno appese al chiodo? Io quali sono i numeri? Abbiamo 5 positivi, 3 a Vicenza, 1 a Padova e 1 a Verona. 52 isolati a Vicenza e 37 a Verona. A me non sembra normale che accada questo, anche perché poi vado a vedere la storia, della quale sono stato costantemente informato in questi giorni, e vedo che c'è un cittadino che sostanzialmente torna il 25 di giugno da una trasferta di lavoro in Serbia insieme a altre 2 persone. Il 25, cioè lo stesso giorno del ritorno, comincia ad avere sintomi questo signore: febbre a 38, malessere generale, inappetenza, artralgie, cioè male agli ossi, non ha fame, ha febbre. E questo è il 25 giorno del ritorno. Il 26 e il 27 ha avuto diversi contatti in ambito lavorativo e extralavorativo: festa privata, partecipazione a un funerale, frequentazione in paese, eccetera. Il 28, quindi 25, 26, 27, 28, si è recato al pronto soccorso presso l'ospedale nel Vicentino. Viene fatto il tampone positivo. È stato quindi trasferito a Vicenza, dove gli è stato proposto il ricovero, che ha rifiutato, e ora è in rianimazione. Ci ha dato una lista di contatti avuti tra il 23 e il 28 sera e la sera del 30. Vuol dire che anche col tampone positivo ci ha dato contatti avuti anche post comunicazione. Sta accadendo quello che insomma vi avevo preannunciato, insomma, che anche voi prevedevate. Intanto siamo passati, ve lo dico io in anteprima, da rischio basso a rischio elevato, perché abbiamo un R con T che è dell'1,63%. Vi ricordate che avevamo 0,43? Io non so a chi fare i complimenti, sinceramente. Da 0,43 a 1,63, da rischio basso a rischio elevato. Ma io avrei scritto elevatissimo, perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle big pharma, dei marziani o delle astronavi, è inevitabile che poi vengano fuori queste robe. Io continuo a dire: guardate, state semplicemente preparando la culla per il neonato, perché quando tornerà forte qui non ce n'è più per nessuno. Nella prossima ordinanza è possibile che ci sia già qualche piccolo giro di vite educativo, penso alla mascherina all'esterno, oppure no? Rispetto alle restrizioni individuali no, ancora no. Un piccolo chiarimento, no? C'è qualcuno che dice ma il Veneto ha eliminato le mascherine. No, il Veneto non ha eliminato le mascherine. Il DPCM prevede che la mascherina la si utilizzi, questo accade in tutta Italia dal 18 maggio, tranne che in Veneto, che aveva una condizione più restrittiva. Allora noi diciamo che da domani, lo informiamo i cittadini, la mascherina va utilizzata nei luoghi chiusi, il negozio per capirci, il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il medico, e nei luoghi aperti dove non ci sia la possibilità di avere, diciamo, il distanziamento sociale, che sono, la coda fuori dal supermercato, piuttosto che ci fosse una manifestazione.
Questo è il modo corretto per portare la mascherina, non ci sono altre modalità. Questa modalità vuol dire infettarsi, questa modalità vuol dire fare i pirla, perché così non serve a nulla. Soco, soco, baci, baci, soco, soco, vira, vira. Soco, baci, soco, vira, soco, baci, vira. Soco, soco, baci, baci, soco, soco, vira, vira, soco. È la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.